Il caro energia rischia di far saltare il banco della prossima stagione sciistica. Gli aumenti non sono sostenibili per gli impiantisti. C'è la necessità di un impegno diretto dell'attuale governo per affrontare questa nuova terribile emergenza. L'argomento interessa a tutto il settore produttivo, ma è assolutamente vitale per il turismo invernale, che si basa sullo sci e sugli impianti di risalita che sono azionati elettricamente e come tali rappresentano il modo più sostenibile di fruire la montagna. Il costo dell'energia è aumentato anche di 6 volte rispetto ad agosto 2021, secondo Valeria Ghezzi, presidente di ANEF. L'energia che serve per alimentare gli impianti di risalita e il sistema di innevamento programmato quando servono, a cui si aggiunge il gasolio utilizzato dai mezzi battipista, rischiano di diventare un costo insostenibile, un costo che andrebbe a minare le sorti di tutta la filiera che vive dell'industria della neve e comprende hotel, ristoranti, trasporti, scuole di sci. La preoccupazione va soprattutto alle tante piccole imprese che operano nel settore e che rischiano di chiudere. Uno smisurato aumento dei costi che non potrà essere scaricato sugli utenti e tra l'altro il probabile aumento di prezzo degli ski pass non sarà sufficiente a compensare le perdite dovute a bollette dell'energia i cui importi si sono moltiplicati. Un fatto ancora più drammatico se si pensa che lo sci e il suo indotto hanno un valore economico e sociale insostituibile, un valore quantificabile in 6 miliardi e mezzo di euro di fatturato e 75.000 posti di lavoro. Marco Grigoletto, presidente di ANEF Veneto, spiega: siamo preoccupati. Già a luglio abbiamo avuto società di impianti che hanno avuto costi più alti dei ricavi a causa del caro energia e già lo scorso inverno la bolletta era aumentata in maniera considerevole. Ora diventa davvero difficile affrontare una stagione con costi così elevati. Chiediamo, conclude la presidente Ghezzi, che il tema venga messo in cima all'agenda elettorale e di essere interpellati in qualità di aziende da cui dipende il turismo invernale. Le imprese non possono affrontare da sole questo momento, serve un impegno preciso, oltre che urgente, che permetta a chi gestisce le ski area di programmare la prossima stagione sciistica.